Amici, eccoci qui anche oggi con le ricette tradizionali, quelle che ci racconta in poesia il nostro amico Armando Zanotto, che è qui e saluto. Bruno, ciao Armando. Buongiorno a tutti. Io ho in mano, guardatemi qua, ho in mano il libro di Armando. Perché ho in mano il libro di Armando? Innanzitutto volevo citare anche l'editore De Bastiani, che è un carissimo amico nostro, Sì. e oltre che a pubblicare i libri di amici come Armando, pubblica anche i libri di poesie per bambini o per bambini, che l'Emanuela Daros cura, cura, che è molto brava. Ciao Emanuela, ti salutiamo perché... ciao Manu. Ti vogliamo qui con noi a parlare di cucina. Un giorno vieni qui in mezzo a noi, che ci accaldi i nostri cuori. Sì, dai, va bene. Allora, perché volevo incitarvi a comprare questo libro? Lo trovate in tutte le librerie e potete far tesoro di 600 ricette tipiche che sono raccontate con grande esperienza ai fornelli dallo chef Armando Zanotto, con passione, con la passione e la creatività che lo hanno reso famoso. Ci presenta il Veneto attraverso gli inimitabili profumi e sapori delle sue pietanze. Certo. Armando, inutile dire il personaggio che sei, ormai ti conoscono tutti, e oggi io ho l'acquolina in bocca già. Sto già pensando, perché so il titolo della ricetta, so il nome della ricetta, e allora sto fremendo per sapere, anche i nostri ascoltatori lo fanno, e le ascoltatrici, per cosa ci dai oggi? Ecco, oggi abbiamo un altro piatto dimenticato nel modo di prepararlo, il capon a canevera. È il capon? Sì, è il capon. Il capon cosa è il capon? Poastro castrà. Oh, poretto. Ecco che dopo... ma dopo viene buon, bello, viene con doppetti bei prosperosi che non vedevo, due bei cosci, quindi è una roba veramente buona. Manco mai che noi ne castrano noi altri, perché no, per carità, ahimè. Allora... capone e canevera, anche quasi è un piatto che si sta dimenticando. Si sta dimenticando perché, caro Bruno, se chi piatti che magari che mi vai a trovare la vescica del porcel, che dopo vai a trovare la canna d'India, ingredienti particolari che però si trova rapidamente anche dal fiorista, dà il tocco di canna d'India per muovere. Ecco, e quindi del Montegan dappertutto. E quindi gli ingredienti di questo capon a canevera, che si fa sempre nel periodo quando che le feste all'inverno, questo si fa valere questo piatto ai vostri amici. Quindi gli ingredienti sono un bel capon di 2 kg e mezzo circa, una carota, una cipolla, una gamba di sedano, un spigo di aglio e una vescica di maiale, budello, no? Sì, una budella fatta vescica, e un pezzo di canna di bambù, canna d'India, che si trova dappertutto, sino anche dai fioristi per finta trovare. E quindi viene a trovare un tocco di canna d'India. 20 cm? Sì, da tagliarla, noi che le due finali, i nodi, bravo, si taglia perché dopo essere libera, perché viene fuori il vapore. Era questo sono gli ingredienti. Per il procedimento è questo. Pulire il capon come vostro consueto, il busè dalle pelurie, e l'interiore, lo lavate per bene e lo mettete dentro in queste, il capone in questa vescica. Bisogna metterlo dentro? Proprio dentro, sì. Era quindi un tiene la vescica che ha fracca dentro il capone, che resta fuori dalla parte dalla parte finale, no? E là che mette dentro la carota tagliata, che mette dentro spigoletto di aglio, la gamba di sedano tagliata, la segua,
è sal grosso che mette dentro. Ma dentro nel capone, nella pancia. Capone, sì, dentro la pancia. E dopo che mette dentro, sta cana che introduce dentro. Che esce dalla vescica. Si dà vescica. Se bene la vescica qua cana, che resti fuori solo la vescica, che fa come da camin. E dopo si mette dentro sto bel capone, dentro nella pignata, che sta tutto coperto di acqua. A freddo. Acqua fredda, mi raccomando, e mette dentro tutto il capone. E gli esce fuori sto beccuccio di cana che deve respirare. Porte a bollitura molto, quando che boie, mi raccomando, fallo boiere piano, che il boie pian pianino, no? Quindi tutto il vapore è bellissimo, si vede che butta fuori, sto vapore che per sta canna, e la si ha per la cottura è circa un'ora. Allora il capone non ha contatto con l'acqua, no, la vescica. La vescica è tutto quello che ne emana fuori, che è il bon del capone, e resta dentro nella vescica. È una roba stupenda, cari signore. Dopodiché cos'è cotto, e tira fuori, mi raccomando, tiralo fuori, vi farlo boiere piano come che vi ho detto, tira fuori da pignata, senza rompere la vescica, e dopo le mette su un recipiente, verse la vescica e lasciate fuori tutto il toccio, che si formava un toccio un po' liquido e un po' oleoso. E questo toccio qua è importante, diciamo toccio perché si forma un toccio, che mettete su una padetta, no? E lasciate là a fiamma moderata, asciugarsi, che viene come una salsetta leggera, densa. Nel frattempo tagliate a tocchi il capone, e quando che porti in toia, vi mettete tu sto bel capone, oppure formate tutti i piatti, ognuno il suo piatto, col capone che mettete un fiato di sto sugo del capone sopra, che è qualcosa di condimento meraviglioso, e il maniere così, magari, sto capone, se fosse un fiato di purè, e si abbinaria bene, è una roba buonissima. Cose, caro Bruno, queste qua, le robe che ormai se abbiamo dimenticato, questi sapori qua. Non avevo neanche mai sentito. Ecco, deve essere qualcosa, l'ho ascoltata in religioso silenzio. Grazie. Perché è particolare. No, ma veramente, ma guarda, mi cerco di dare e far scoprire a tutti qui che mi ascolta tutte queste cose qua, che le potete portare sempre a conoscenza da amici, ai colleghi miei, chi conosce sa, ma perché venga qualche volta su queste ricette che sono molto belle. Però... Guarda Armando, sono sempre più convinto che dobbiamo tagliare, però sono sempre più convinto che il ruolo della donna in casa per far da mangiare queste robe qua è importante. Molto, molto importante. E allora invitiamo le donne a seguire meno la carriera delle imprenditrici. Festi bei piatti. Certo, che è una consigliai da Armando. Senz'altro. E noi altri siamo qua anche domani a consigliarvi altri piatti. Certo. Ciao Armando, Bruno, e buon ciao. appetito a tutti. Buon appetito a tutti.